Arriviamo alle pagine più recenti. Lei non ha fatto in tempo a vedere questo suo ultimo disco, al quale teneva molto. Marco un giorno mi ha confidato che il suo approccio con la poesia, con gli autori, era viscerale, voleva sapere tutto, anche di chi scriveva, la sua vita, gli sguardi del poeta, i mari che aveva frequentato, le terre sulle quali aveva camminato. E così ha fatto anche quando ha affondato, il suo cuore nella ricerca di Federico García Lorca, dal quale ha tratto un'opera meravigliosa, Rosa de Papel. Un canto profondo, molto più profondo di tutti i pozzi, di tutti i mari del mondo, ancora più profondo del cuore che oggi lo crea, della voce che oggi lo canta. È un canto quasi infinito, viene da molto lontano, attraverso gli anni, i mari e i venti del tempo, viene dal primo pianto, dal primo bacio. Il canto profondo canta sempre nella notte, non a mattino, pomeriggio, né montagne, né pianure, ma solo una notte vasta e profondamente stellata. La poesia è come un dono che si riceve. La poesia si ama. Non vuole adepti, ma amanti. Federico García Lorca di doni ne aveva tanti. Era poeta, era scrittore, drammaturgo, era pittore ed era musicista. La musica era la sua passione. La musica, diceva, imprime un taglio nel silenzio. Per questo ha bisogno di silenzio, come la vita della morte. Los laberintos que crea el tiempo se desvanece, solo queda el desierto, solo queda el desierto, el corazón fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto, solo queda el desierto. La ilusión de la flota y los besos se desvanece. See